Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi comincia nuovamente una settimana, tra l'altro è la settimana di Ferragosto, dunque chissà quanti di voi sono in vacanza, spensierati. Finalmente riprendiamo un pochino i ritmi consueti, anche se ovviamente il periodo resta sempre molto particolare. Io comunque, sappiatelo, non vado in vacanza, anche perché ci andate già voi, basta e avanza. Io resto comunque a disposizione per consulti privati a pagamento, dunque non vi preoccupate, se avete bisogno di me io ci sono. Vi ricordo appunto a quale numero contattarmi eventualmente per il vostro consulto privato. Il numero è 347 8702 622. Un consulto privato dura 45 minuti e ha un costo di 20 euro, dunque in 45 minuti si ha il modo di affrontare, di approfondire molto gli argomenti che vi stanno a cuore, dunque vi annuncio appunto che potete tranquillamente, anche oltre ad approfittare dello spazio delle dirette, anche appunto prenotare un consulto. Bene, detto questo, io non sono molto brava nell'autopubblicizzarmi, dunque preferisco sempre mettere luce su altre cose, per esempio che siamo disponibili anche su Facebook. Ci trovate nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quando dico ci intendo il Marietto Veneziano e la sottoscritta, perché collaboriamo ormai da molti anni. E a proposito del Marietto Veneziano dei numerosi anni, è dal 2015 che il sito www.ilcapitano.intervista.org è online e distribuisce appunto da quell'anno, sono ormai 6 anni, numerosi strumenti gratuiti per il miglioramento, per il benessere psicospirituale, per la vostra crescita personale, attraverso la disciplina della radionica. Per quanti non la conoscessero, la radionica è in grado di applicare le onde di forma così da condizionare il corpo eterico delle persone o le vibrazioni delle situazioni che viviamo. Uno strumento analogo, dunque di una disciplina gemella, oserei dire la controparte femminile alla radionica e la radiestesia, e dunque spesso viaggiano assieme. Troverete comunque molte spiegazioni di utilizzo della radionica nelle varie dispense. Fermo restando che i nostri canali YouTube, dunque sul mio canale YouTube dal quale vi trasmetto, ma anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano, trovate organizzate molte condivisioni raggruppate in playlist. Dunque le playlist ragionano per argomento, potrete appunto andare a cercare le cose che vi interessano di più e approfondire appunto le cose che vi stanno a cuore. Ovviamente siamo anche disponibili per percorsi individuali di crescita, dove appunto possiamo seguirvi in una specie, toglierei specie, in un addestramento ermetico. Bene, detto questo, vi ho detto del sito, la sezione shop del sito, perché ovviamente molte cose le lasciamo, le abbiamo insegnate affinché possiate essere autonomi. Altri servizi invece sono specialistici, richiedono veramente anni di preparazione, un addestramento serio, forsennato e assoluto nelle scienze ermetiche, nella Cabala, nella magia cerimoniale. Dunque l'iniziazione è un percorso veramente molto intenso e produce ovviamente risultati non sempre immediati, ma comunque le persone che poi veramente escono da questo percorso hanno delle capacità psichiche, un mentale molto più forte e soprattutto hanno sviluppato la capacità di entrare in contatto con il sottile, i mondi e le entità che vivono nei regni sottili, soprattutto quelli che concorrono alla creazione, alla formazione del mondo così come lo conosciamo. Dunque, a seguito di questo addestramento,
sono in grado di aiutarvi con la ritualistica di magia cerimoniale. Ovviamente trovate tutti i servizi nella sezione shop. Bene, ma direi bando alle ciance, vi ho intrattenuto un po' anche nell'attesa che si collegassero degli amici o comunque gli affezionati del canale, ma anche altre persone nuove che sono sempre le benvenute. Direi di cominciare con i saluti e con le risposte. Allora, buonasera Assunta, buonasera Maria, buonasera Scudo, Bruno, buonasera Chiara, buonasera Beatrice, buonasera Lino, buonasera Lia, buonasera Francesca, buonasera Marietto, che è dall'altra stanza. Buonasera Carmela, buonasera Lorna, questa è una persona nuova, mi fa piacere. Buonasera Pangea Mistica, Adele. Benissimo, allora direi di cominciare a darvi le risposte. Fa caldo anche da voi? Un caldo esagerato. Comunque. Allora, Assunta, Sara, 20 luglio 95 e Mattia, 19 ottobre 94. Si lasceranno o la storia continuerà? Bene, colgo l'occasione in vista della prima domanda di ricordarvi come porre le vostre domande. Vi ricordo appunto che è necessario indicare il vostro nome e la vostra data di nascita. Chiaramente se la domanda non riguarda voi dovrete mettere i dati invece delle persone su cui appunto state facendo la domanda e che riguardano la vostra interrogazione. E ovviamente le date di nascita, nomi e date di nascita. Una domanda formulata in modo chiaro e si parte. Ovviamente rispondo in ordine cronologico, l'ordine cronologico che compare a me potrebbe non essere quello che vedete voi, dunque abbiate pazienza, cerco di rispondere a quante più persone possibili nel tempo che dedico appunto alla diretta. Allora, Sara e Mattia, vediamo cosa succede a questi due ragazzi, come procede la loro relazione. Vediamo un po'. Sicuramente, come vedrai, hanno entrambe un significato di cambiamento profondo, di trasformazione, ma anche di alleggerimento, superamento di pesi, un qualcosa che si trasforma completamente. Dunque è possibile che la loro relazione passi attraverso una profonda trasformazione e un profondo cambiamento. Non sono ovviamente le carte del taglio in grado di andare oltre, cioè non vediamo qual è l'esito effettivamente, lo vediamo ora nella stesa, ma già dicono che bisognerebbe lasciare un po' andare vecchi schemi e alleggerire un po' questa relazione che si è fatta troppo pesante e insomma trasformarla al meglio. Adesso vediamo un po' comunque cosa ne sarà di Sara e Mattia. Allora, ritengo, a vedere così la linea del passato, che o qualcuno dei due ha sospettato che l'altro sia interessato a qualche altra persona, dunque uno dei due deve aver sospettato un terzo incomodo nella relazione, ma è anche possibile che questo terzo incomodo effettivamente abbia fatto una bella comparsata. Diciamo che una situazione del passato un po' difficile, con discussioni, incomprensioni, preoccupazioni che forse in qualche modo hanno creato, ecco, una disarmonia nella loro relazione, nella loro solidità. È possibile però, la carta del ladro generalmente non sbaglia, cioè indica un terzo incomodo. Ad ogni modo stanno vivendo un periodo di profonda crisi.
anche a livello di incontri, anche a livello di intimità, non si trovano più. Il clima è freddo, c'è comunque il peso, aleggia il peso di un segreto sulla relazione. Dunque, è possibile che nel prossimo periodo alcune discussioni, alcune voci che possono girare sul conto di uno dei due, qui non si vede cosa, l'abbiano vinta, la spuntino, o comunque che dopo un periodo che già ormai dura da un po' in questa relazione, dove ci sono appunto delle notevoli incomprensioni, dove sembra che non abbiano più molto in comune, comunque dopo questo periodo un po' così, qualcosa si risolva, nel senso che forse un passaggio, una scelta oppure la situazione di per sé viene superata. Però diciamo che c'è un po' un blocco riguardo il rapporto, forse è necessario prendersi una pausa, forse è necessario rivedere un pochettino i progetti che avevano. C'è comunque necessità di rifiatare in questa relazione, di schiarirsi le idee, di superare comunque anche l'interferenza di alcune persone. Attenzione però, perché comunque in ogni caso la carta della fortuna dice che la relazione o i ragazzi, Sara e Mattia, in ogni caso seguono il corso del loro destino, dunque è una cosa buona, positiva quella che loro faranno. Che è possibile che si prendano questa pausa e sia una fortuna per la loro relazione, per loro. Ancora, ecco, non è che vedo proprio una chiusura, non sembra esserci una chiusura, però ti posso dire che comunque un pochettino c'è questo desiderio, forse l'arrivo di questa figura ha cambiato gli equilibri del rapporto e spinge verso altri desideri, altre cose, e magari è possibile che o si trasformi completamente la relazione oppure spontaneamente decideranno di chiudere il loro rapporto. Ti ripeto che le cose peggiori sembrano svilupparsi tra il passato, il presente e il prossimo immediato futuro. Dunque, se anche c'è un po' un clima di sofferenza, di abbattimento morale, dove ci si giudica a vicenda, dove ci si accusa a vicenda in seguito al proprio personale giudizio, ecco che comunque la cosa si assesta un po' e potrebbero anche affrontare una scelta in modo maturo. La mia sensazione, se devo essere sincera, assunta, è che comunque per gradi si lasceranno, non sarà una cosa immediata, ma non penso che andranno avanti tantissimo. Forse trasformeranno la loro relazione in qualcos'altro, se non riescono a trasmutare le problematiche, anche perché considera che se c'è questo terzo incomodo è un pochettino difficile. Vediamo un po' la prossima domanda è di Lino, che ha una data formidabile, c'è comunque una matrice solare molto forte, 6 è il numero del sole, 6666, Anna, 28 ottobre 77, dunque Lino chiede per un ritorno. Vediamo se Anna torna da Lino. Allora,
sai, è un po' un avviso, c'è un qualcuno che ficca un po' il naso a casa vostra, o a casa tua, o nella vostra intimità, oppure c'è veramente qualche pericolo che la relazione o la possibilità che questa donna torni, appunto, può indicare appunto che ci sia comunque qualche forma di pericolo. O non sappiamo da chi provenga, adesso cerchiamo di capire dalla stesa il senso anche di questo taglio, comunque non sembra un buon indizio, almeno così a vedersi. Ma allora Lino, io non è che vedo proprio un ritorno. Diciamo che c'è ancora un grande coinvolgimento da parte tua verso di lei e in fondo avevi per voi grandi progetti, forse non so fino a che punto e che tipo di relazione, fino a che punto vi siete spinti, che tipo di relazione avevate creato insieme, però è chiaro che probabilmente per lei in passato hai fatto anche delle scelte importanti, o comunque lo slancio nei suoi confronti è stato tanto. Il problema è che, vedi, non sembra che in questo momento l'amore o il rapporto abbia i presupposti giusti. C'è il pensiero di come risolvere questa cosa, ma non vedo più, cioè c'è un qualcosa di forte, ecco, che crea un problema anche nel sentimento probabilmente di lei verso di te, perché stiamo comunque guardando se Anna torna da te. Sembrerebbe in questo momento no. Nel prossimo periodo magari avrà qualche momento così un po' giù, ma come vedi compare un'altra persona qua ed è anche qualcuno, non penso proprio che voglia sistemare le cose, almeno non nel prossimo periodo. Ci sono ancora delle cose o delle discussioni o delle incomprensioni che attualmente, cioè lei sembra proprio pensare ad altro, va. È presa da altre fantasie, da altre possibilità. Dunque non ha, vedi, intenzione di sistemare le cose. Il dottore, oltre agli aiuti che riceviamo, è anche la nostra volontà di mettere a posto le cose, di guarirle. E vedi che c'è gelosia, dunque non sembra proprio che abbia questa volontà. Non c'è, o probabilmente sei stato troppo geloso di lei, questa è una cosa che ancora adesso la turba, le mette ansia, magari c'è un qualcosa, un atteggiamento o un sentimento che la preoccupa un po'. Comunque è possibile non tanto un ritorno, ma che vi possiate incontrare, non so se in occasione del festeggiamento di qualcuno, di qualcosa, oppure che un incontro comunque tra voi, non dico che ricucia il rapporto, ma che lo alleggerisca parecchio e che nel tempo, non escludo che comunque con un po' di buona volontà e di pazienza il rapporto possa in qualche modo quantomeno riprendere toni più spensierati. Però attenzione, l'allegrezza al cuore comunque è una carta di flirt, della possibilità che ci siano comunque altri contendenti, ecco. Comunque non vedo proprio un ritorno scoppiettante, Lino. C'è qualcosa, ci sarà qualche occasione di incontrarvi, però non sembra sancire un nuovo inizio. Vedremo comunque, magari più avanti potrai rifare la domanda o spero che sia la vita stessa a risponderti. Vediamo un po' per Lia.
Alia interessa un ragazzo, una persona che si chiama Mirko, 13 luglio 74. Vediamo che futuro può esserci fra Alia e Mirko. Vediamo un po'. Intanto saluto i nuovi che si sono aggiunti alla diretta, Cata, buonasera anche Stefania, buonasera Olga, Serena, buonasera anche a te, Daniela. Dunque, allora Stefania, dovrei, secondo il tuo giudizio, secondo me dovreste venire puntuali alla diretta e scrivere, perché io ho sempre fatto così. Allora, Ninfa, buonasera e buonasera Mirko. Ok, allora, vediamo di tornare da Lia e se appunto Mirko e lei avranno una relazione o che tipo di futuro ci sarà fra loro. Vediamo un po'. Beh, allora, questa nemica non è proprio il massimo, eh. Sembra che sia presente o che aleggi nella situazione qualche altra figura, non sappiamo bene che ruolo abbia, sappiamo solo che può essere un problema al costituirsi della vostra intimità. Vediamo però cosa dicono le sibille. Ma sai, non vedo grandissimi sviluppi lì, anche se è possibile che tu non sia proprio, non so, ti do le sensazioni perché a parte quello che è scritto nella domanda non ho idea di come vi siete conosciuti, soprattutto se vi conoscevate già in passato. È possibile, da quello che vedo, che magari ti avesse già intravista in passato, però ecco, non c'è stata proprio un'occasione, però è possibile che tu fossi già nel mirino dei suoi interessi o comunque che ti avesse già notata in qualche modo. Ora guarda, è un po' come se foste in reciproca valutazione, però non la vedo molto bene. Come vedi, non mi sembra neanche che siate tanto liberi di muovervi, è come se ci fosse comunque qualcuno lì che vi tiene d'occhio, che vi spia, che vi controlla, o che comunque crea delle interferenze, anche tra l'altro non so fino a che punto, ma potrebbe rientrare l'argomento lavoro, cioè la sfera lavorativa, far parte magari del luogo, dell'entourage all'interno del quale vi siete conosciuti e incontrati. Però ecco, non è una situazione che vedo fiorire felicemente. Certo, comunque ci saranno degli scambi, comunque ci saranno delle telefonate, ma saranno anche occasioni di grandi incomprensioni, oppure addirittura avrai il forte sospetto che lui si scriverà con altre persone e devo dirti che probabilmente scoprirai qualcosa, la presenza di qualcun altro. Ecco, non è che io vedo proprio, vedi anche tu, non sono carte che facciano presagire la nascita di un qualcosa. Cioè anche non sapendole interpretare, tolta la carta della fortuna, non è che ci sia granché. L'esito, c'è qualche situazione che desta un po' di pensiero, oppure comunque ci sono magari dei progetti, dei pensieri legati a un rapporto che già è preesistente e che
è solido, ma anche fonte di problemi che si trascinano da tempo e nel tempo. E comunque amore ammalato fa capire che un eventuale flirt fra voi è fonte comunque di ulteriori preoccupazioni. Evidentemente lui potrebbe avere già qualche persona con cui non ha completamente sistemato le cose, con cui ci sono ancora dei sospesi e dunque non è tanto disposto a lasciarsi andare. In ogni caso, vedi che quello che vi aspetta, cioè gli sviluppi del futuro sembrano vederlo interessarsi ad altro, ma potresti anche essere tu, alla fine, che poi comunque ti interesserai ad altro. Comunque Lia, niente di che. Allora, Anna e Marco, come la canzone di Lucio Dalla. Bellissima quella canzone per chi la conosce. Allora, Anna 13 maggio 80, Marco 26 luglio dell'80 chiede se torneranno insieme. Vediamo. Vediamo intanto, saluto altri amici che possono essere collegati. Caterina. Allora, mi raccomando, per chi si è collegato magari per le prime volte e non sa come funziona, nelle domande dovete mettere la vostra data di nascita e se la domanda riguarda qualcun altro anche il nome e la data di nascita di questa persona. Allora, torniamo alla prossima domanda di Anna, 13 maggio dell'80 e Marco. Vediamo se torneranno insieme. Allora, possono voler dire più cose. Intanto potrebbe indicare che hai tu la facoltà di scelta in questa cosa, che forse facendoti avanti è possibile, ma può anche indicare che però potrebbe incontrare all'improvviso una ragazza più giovane. Dunque, vediamo cosa dicono le sibille nella stesa, perché c'è un qualcosa di incerto. Allora, la carta del ritorno è comparsa, è qui nel presente, però è anche strana perché è accompagnata in modo particolare, come se, cioè, da una parte c'è un movimento verso una ex, però c'è anche di nuovo un allontanamento. Dunque, se effettivamente dovesse avvicinarsi, dovrebbe farlo proprio nell'immediato, perché il riavvicinamento, una proposta, diciamo così, per riavvicinarsi dovrebbe avvenire proprio e compare nella linea del presente. Però se io metto insieme anche la linea del passato, dove si vede che l'intromissione di un'altra persona ha portato poi a una rottura, a comunque a un qualcosa di profondamente negativo, no? Un senso di isolamento, tradimento, dunque c'è un qualcosa che non ha causato ovviamente la vostra separazione. Dunque bisogna capire se lui si riavvicina a te o a quest'altra persona, perché comunque c'è un movimento volontario, o fa un viaggio, va a trovare una persona, non so se questo ragazzo, di cui adesso non ricordo il nome, vediamo un pochettino, Marco, che avevo anche detto della canzone, non so se Marco va a fare visita, magari vive fuori casa, va a fare visita alla madre, o va a fare un piccolo viaggio, una gita, non lo so. E lì potrebbe rimettersi con qualcuno se non sei tu, capisci? Però
se anche sta per rimettersi con te, c'è poi di nuovo un allontanamento, c'è poi di nuovo qualche altro fattore che, lo spinge ad allontanarsi di nuovo e potrebbe essere, dato da, questioni lavorative che magari lo vedono, dover partire per lavoro, dover cambiare casa, dover proprio a fare altri piani, altri progetti. Dunque non ti so dire, anche perché l'esito, cioè, sembra di sì, ma vedendo gli sviluppi, se anche torna, non è una cosa che può durare, perché sembra che la sua vita stia cambiando. Infatti, vedi che c'è qualche, notizia molto positiva, molto bella, ma potrebbe riguardare però qualche altra situazione. A me sembra che se lui può muoversi nei tuoi confronti, deve però chiudere qualche altra faccenda e in ogni caso non la vedo come una cosa stabile, capisci? Ci sono troppe situazioni che stanno cambiando nella vita di lui. Forse legate al suo lavoro, non lo so. Però non, ecco, è strano, ti potrei dire che fa un ritorno subito, ma per qualche ragione si allontanerà ancora. Allora, vediamo Carmela, 4 gennaio 81, vuole sapere se lavorerà per Sanità Service. Vediamo. Carmela. Beh, diciamo che c'è qualcosa di valido e di solido in vista. Vediamo un po'. Allora, comunque il taglio era abbastanza favorevole, anche se probabilmente, io non so se già hai lavorato presso questa azienda, Sanità Service, perché sembra che la cosa abbia già un'origine nel passato, ma che o ci sono stati dei ritardi, o per un periodo hai sospeso l'attività lavorativa in attesa di notizie più favorevoli per te, ma comunque non è partita subito questa collaborazione. Oggi sembra comunque che ci sia una persona in grado di darti una mano, forse a entrare proprio in questa attività, in questa azienda, solo che bisogna attendere un qualche cosa, o un cambiamento, oppure che si chiuda qualche altra situazione, forse proprio per poter fare spazio alla tua assunzione o alla tua collaborazione lì. Diciamo che al momento sembra che tu abbia chi può darti una mano, chi può sostenere anche la tua candidatura, ma, probabilmente saranno disponibili anche proprio per un colloquio, ma non so se tu hai famiglia, non so se, alcune situazioni della tua gestione domestica e familiare potranno, magari metterti di fronte a una qualche scelta, oppure, se questo può essere magari rispetto al tipo di lavoro penalizzante in un'eventuale scelta nei tuoi confronti, perché comunque sembra che nonostante un colloquio non abbia seguito favorevole nell'immediato. Per quanto riguarda poi l'esito, beh, anche qui sembra che comunque qualcuno che ha un potere decisionale,
che magari è smosso da qualche conoscenza comune, non scelga necessariamente nei tuoi confronti, nei tuoi riguardi. Cioè, vedi che c'è una qualche situazione che cambia un po' le cose, cioè o se vieni scelta per un posto che ti costringe comunque, tra virgolette, a spostarti, a viaggiare, e dunque non è proprio la preferenza o quello che avresti voluto, oppure dovrai cambiare il tuo obiettivo. Non vedo sviluppare grandi cose nel tempo, nel prossimo periodo, nonostante, ti ripeto, al presente sembra che tu abbia degli appoggi e farai anche un colloquio. Farai anche un colloquio, ma non avrai il seguito che ti aspetti. Allora, rispondiamo alla prossima domanda, che è di Lorna. Vediamo un pochettino, saluto anche Luna e saluto Gisella, buonasera anche a voi, spero di riuscire a rispondere a più persone possibili, ma io stasera ho dei lavori che mi aspettano, dunque non farò tardissimo. Allora, vediamo un po', Lorna. Del resto mi ritrovate mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque non temete, 2 giorni di attesa e potrò rispondere ad altri, ma mi raccomando, venite puntuali perché rispondiamo in ordine di arrivo. Allora, buonasera, vorrei sapere se ci sarà un miglioramento economico. Lorna, 19 novembre del 65. Allora, Sibille, vediamo se ci sarà un miglioramento economico per Lorna. Ok. Beh, la situazione non è facile, eh? La carta della nemica è una carta di difficoltà, di pericoli reali. Dunque c'è un qualcosa di pesante, e forse stai attendendo che si muova qualcosa, che arrivi una qualche informazione o qualche persona. Vediamo però cosa dicono. Allora, dunque, sembra che una situazione si sia chiusa in modo difficile, ha lasciato grandi rimpianti, magari anche su scelte che avresti voluto, potuto, in condizioni diverse fare diversamente, ma pensiero, giovane fanciulla, conversazione, dunque probabilmente alcune soluzioni, alcuni progetti, ma anche alcune preoccupazioni possono essere state condivise così, dialogando anche con qualcuno all'interno del tuo nucleo familiare. Vedo una giovane fanciulla, potrebbe essere magari una figlia con cui hai la possibilità magari di fare delle cose, di cercare delle soluzioni. Comunque c'è una situazione che effettivamente richiede degli aiuti, cosa che tra l'altro vedo giungere. Ci sono aiuti legati non so se proprio alla casa, alla famiglia, magari sono aiuti che provengono da membri della famiglia. Comunque è chiaro che c'è ancora qualche situazione difficile che va affrontata, magari senza girarci intorno, cioè guardando in faccia alla realtà, ma può anche essere che all'interno proprio stesso della famiglia ci sia comunque l'opposizione o qualche ostacolo creato da una donna più grande di te. Dunque non so se è una madre, una suocera, qualcuno che in ogni caso non è tanto ben disposto, c'è un qualcosa legato della conflittualità o aiuti negati, c'è un qualcosa legato a questa figura.
In ogni caso nel prossimo periodo vedi che arriva proprio una notizia che non ti farà tanto piacere, ti creerà molta più confusione, più preoccupazione. È come se arrivasse al culmine di un periodo, già caotico di suo, dove, non sempre pensi di aver individuato la giusta linea da seguire. Dunque ci sarà un momento di maggiore difficoltà nel prossimo periodo, nell'arco di un mesetto circa. Dunque c'è un qualcosa, una notizia che ti giungerà e che ti metterà veramente in una condizione di prostrazione mentale. Però, nonostante un accordo, probabilmente o è la possibilità di concordare qualcosa o è, una qualche un qualche contratto che genera dei problemi, forse proprio per riuscire ad ottenerlo, dunque ci sarà una certa sofferenza nel riuscire, non so se chiederete un prestito, se chiederete una dilazione, se chiederete qualcosa, no, che richieda appunto modulistica, contratti, però guarda che comunque riesci, cioè c'è una riuscita in queste richieste, dunque vedo, come dire, un periodo che sarà più facile poi da affrontare, perché comunque entra una somma di denaro, ma non sarà facilissimo farla entrare, perché passerai dei momenti veramente difficili. E, però diciamo che è possibile anche che nel frattempo si muova qualcosa dal punto di vista lavorativo, c'è la possibilità di un colloquio, di un contratto, di un esame che potrai sostenere, non so se devi fare un concorso, se devi in qualche modo appunto fare un colloquio anche con qualcuno, oppure farti addirittura consigliare, indirizzare da qualcuno nell'ambito lavorativo. Vedo comunque che si apre uno spiraglio, ma è legato a, cioè la porta che ti si apre non vicino casa, e dunque qui potresti magari avere, come dire, delle difficoltà nel come approfittare di questa opportunità, magari può generare ancora delle attese e dei ritardi. Però ecco, non è che ti vedo risolvere completamente tutte le situazioni con uno schiocco di dita, ti dovrai veramente dar da fare e ci saranno dei momenti difficili, che arriveranno nell'arco del prossimo periodo, però otterrai qualcosa, entra una somma che ti permetterà magari di gestire un po' meglio le contingenze, però molto girerà intorno a questa opportunità, dunque non tentennare troppo poi. Ok, vediamo un po', rispondiamo alla prossima. Allora, vediamo. Adele, 18 luglio 69, vuole sapere se riuscirà a comprare la casa paterna ereditata dalla sorella Giovanna, 15 giugno 68. Ok, vediamo subito. Vediamo, intanto vediamo anche se qualcun altro ha scritto. Beatrice, ti ho saltata? Io vedo solo buonasera Hilde, non vedo la domanda. Veramente ti farei la foto della chat. Solo buonasera Hilde, Beatrice, magari hai avuto un qualche cosa alla connessione, io non vedo la tua domanda, mi dispiace. Allora, dunque Adele, 18 luglio 69, vediamo se riuscirà a comprare la casa paterna che ha ereditato la sorella Giovanna. Vediamo un po'. Ma occhio che sembra esserci o qualche carteggio segreto
o qualche cosa che dovrai sovrastare con la volontà o con un atto di forza? C'è qualche cosa qua? Vediamo un po'. Allora Adele, devo dire che alla fine è possibile che troviate un accordo, un compromesso, un qualcosa, perché l'esito comunque parla di un'opportunità da cogliere al volo, forse a permettere la situazione o a fare così da ponte di collegamento, da intermediario, sarà o un fratello o un cognato, qualcuno comunque del vostro entourage un po' più giovane in età rispetto a te. Dunque, comunque l'esito, io te lo faccio vedere subito, lo vedo comunque abbastanza, come dire, possibilista. Fermo restando che sembra questa casa essere stata fonte di non pochi problemi e discussioni, cioè o ci sono stati proprio delle situazioni piuttosto pesanti che hanno comunque, non so se magari l'eredità è avvenuta a seguito di un grosso incidente, di un qualcosa di veramente forte che comunque ha lasciato delle cose, qualcuno scontento, non tutto in ordine, cioè c'è un qualcosa che non... Dunque diciamo che c'è qualche rimpianto, forse legato a qualche bel ricordo che hai del passato, qualcosa che un po', come dire, comunque al momento ancora non riesci bene a superare questa difficoltà con questa sorella. Dovrebbe essere, ecco, vedi qua, questa giovane fanciulla. Dunque, non so se tua sorella magari ha una figlia, qualcuna a cui magari conta di lasciare questa casa. Comunque, c'è un po' una situazione attualmente non facile da gestire, nessuno sembra voler mollare la presa, no? Dunque non vedo per ora margine. Però nel prossimo periodo forse si crea una condizione per cui la tua proposta arriva o contribuisce in un momento di difficoltà. Dunque, probabilmente adesso non lo tiene in considerazione la possibilità che tu possa rilevare l'eredità, cioè questa casa, però probabilmente nel prossimo periodo avrà bisogno questa sorella e dunque potreste riuscire a trovare un qualcosa, un compromesso, un qualcosa di... magari è la figlia o questa persona che comunque sembra creare le maggiori difficoltà, che avrà bisogno di soldi piuttosto che di quella casa, oppure c'è qualche cambiamento che questa persona farà dovendosi spostare e dunque alla fine io lo vedo l'esito favorevole per te. Però ti devo dire che non è né un processo semplice e non è nemmeno immediato, dunque dovrai avere pazienza e saper cogliere, come dice appunto l'esito, un'opportunità unica quasi, dunque fatti trovare pronta. Benissimo, allora io ringrazio tutti i partecipanti e tutte le persone che hanno seguito la diretta questa sera, le persone che hanno trascorso del tempo in mia compagnia. Vi ricordo che mercoledì sono nuovamente disponibile per rispondere alle vostre domande, ma sarò sul canale YouTube del Marietto Veneziano, perciò per quanti ancora non conoscessero il canale YouTube del Marietto Veneziano, invito appunto a fare la ricerca qui su YouTube, scrivete Marietto Veneziano, troverete il suo canale, iscrivetevi così mercoledì potrete commentare. Mi raccomando alle 21, siate puntuali, non prendetevela
io non salto mai nessuno, o almeno mi è capitato forse una volta in anni che faccio dirette, dunque può succedere, ma non è nei miei modi di muovermi, dunque se non vi rispondo è perché o non comparite nell'elenco, oppure l'elenco è postato o, come dire, mostrato da YouTube in un modo diverso rispetto a quello che compare a voi. Io faccio del mio meglio sempre, anzi faccio sempre attenzione di leggere più volte. Mi raccomando, mercoledì alle 21 siate puntuali perché come avete visto rispondo in ordine di arrivo, dunque chi tardi arriva male alloggia finché non impara a venire presto. Grazie a tutti, a mercoledì e poi ancora venerdì alle 21:30 qui su questo canale. Buona serata.